A me non mi piace parlare assai e poi la giornata è corta. Sì. La faccenda è andata così. Io l'altro giorno sono andato a Napoli per fare certe spese, a Rettifilo mi sono incontrato con Vicenzo Cuzzo. Vicenzo, beh, caro Don Antonio, io conoscevo la buonanima di suo padre, una persona come si deve, lavoratore e onesta. Dice che tiene una brutta faccia. Insomma, farla brevemente. Mi dice Vicenzo che è arrivata la distruzione della sua famiglia, che per via di una cambiale di 300.000 lire che tiene nelle vostre mani, sulla quale sta pagando un interesse del 10% alla settimana, da 7 mesi, e diceva, fa fornuta, debba sparare a Pasquale uno su. A me? Ma ha distrutto, non andò. Ha distrutto i figli miei. 120.000 lire mesi non ne guadagna, mi dovete credere. E sto pavannando 7 mesi e tengo sempre un rebbe di 300.000 lire in coppa e spalle. I figli miei si morrono di fame e sta carogna non sente pietà. Lo sento, papà. Oggi è fine mese non hai. Mia moglie si è venuta pure i matarazzi. Tenevano un bello vestito nuovo, ma metteva sulla domenica. Mi sono perduto pure chili. Dici, ma io non ti capisco. Ma quando ti servivano i soldi però te li hai saputo pigliare. Che lei non lo sapevo che le capiva papà. Se tu me le restituivi dopo una settimana facevi un affare, un affare, perché 300.000 lire ti sarebbero costate 30. Ma che buono. Quando andò a già di pazienza, questa è gente che non si sa regolare. Ma io i soldi mi pigliai per fare l'operazione a mia figlia. Oh, Vici, hai ragione. Ma se mi vengono meno i pagamenti, don Andò, io mi devo fermare. Hai pure, tengo famiglia, che buono. Tu sei un dio e fatente. Tu tieni un'automobile perché affitti il camera ora. Sì. E state fermo che mano, affitti il camera ora. Sì. E moglie ti fa salire i clienti in coppa a casa, pure quando ci stai tu. Ah sì? Ehi. Allora tu dammi i primi soldi che mi devi e poi discutetemi all'altezza, capito? Ma insomma, vogliamo concludere. Non andò, concludere. Lui ha detto che mi vuole sparare. Se la sente di pigliarsi 30 anni di calè. L'altro giorno ha detto che ti volevi sparare. Poi ieri è venuto da me e mi ha messo al corrente del nuovo progetto che tiene e Io- che sta ma io parlando io. Ah, già parla io e io parlo tu. Dunque, ieri è venuto da me e mi ha portato le 300.000 lire che vi dico. Io vi ho portato le 300 No, Paola, le 300... ah, già parla io tu. Ieri è venuto e mi ha portato nelle mie mani le 300.000 lire che deve a voi. Ma scusate, don Andò, mai per diffidenza, per carità, ma perché non le ha consegnati a me? No, ecco, questa è una domanda giusta. È perché l'interesse dell'ultimo mese, povero Vicenzo, non lo potrebbe pagare. E mi ha pregato di intervenire presso di voi, che, insomma, se tenete presente che 300.000 lire in 7 mesi, con l'interesse che abbiamo detto, hanno fruttato 870.000 lire, ma pare che, insomma, potete chiudere un occhio. Ho capito, don Andò, ho capito. E si può negare qualche cosa all'amabilità di don Antonio Barragano. Una vostra preghiera è un comando per me. Poi mi favorite. Per carità. Avete portato il titolo? Come no? Lo tengo a caro in tuo portafoglio. Eccolo qua, don Andò. A voi. Bravo. Facciamo quale pezzo e qua il sapore. Precisamente. Vi dovete accontentare, sono tutti biglietti da 10.000 lire che sono portati. Andò, non vi preoccupate, io tengo la tasca segreta nella fodera della giacca. È naturale, voi avete esigenze, si capisce. Gerardino, apro il diretto. Quale diretto, papà? Il diretto della tavola, mi misi i soldi, già pagato a Don Pasquale. A Rostà, papà? O diretto, Santa Lucia mia, sei giovane, che si può così? Fammi passare, che si può così? O diretto, poi canno io, poi. Si è aperto il diretto, dentro ci stanno 3 pacche di 100.000 lire l'uno. E uno, e due, e 3. Queste sono 3 pacche di 100.000 lire all'uno. Io e Geraldina li abbiamo contati, volete avere l'amabilità di contare voi adesso. Don Andò, che conto? Le 300.000 lire. Ma don Andò, Contate. ma Contate. Contate.